Fratelli e sorelle, con l'odierna celebrazione ci è dato iniziare il nostro servizio ministeriale in queste comunità di San Giorgio di Nogaro, Orpetto, Zelina, Porto Nogaro e Villanova. Nonostante i suoi numerosi impegni, lei ha accettato di essere qui a presiedere a nome dell'Arcivescovo il rito del nostro ingresso. La ringraziamo per la sua disponibilità. A lei vogliamo anche affidare il nostro affettuoso saluto per l'Arcivescovo, Monsignor Andrea Botti. A Sua Eccellenza la nostra profonda gratitudine per tutti i segni di stima e di affetto che ci ha manifestato, il più grande dei quali reputiamo l'averci affidato la cura pastorale delle comunità soprannominate, come parroco moderatore, parroco insolito e vicario parrocchiale. All'Arcivescovo rinnoviamo la nostra promessa di profonda comunione e di filiale obbedienza al suo magistero. Ne siamo sicuri, ci sosterranno le ferventi preghiere e la vigile attenzione del nostro Vescovo. Fratelli e sorelle, nel nostro servizio in queste comunità di San Giorgio, Orpetto, Zelina, Porto Nogaro e Villanova, ci conforta e ci sostiene la consapevolezza dell'essere inseriti in una successione e nella continuità del Ministero. Pertanto, salutiamo l'impegno dei parroci, dei pastori che ivi ci hanno preceduto. Il pensiero in questo momento va in modo particolare al Monsignor Livio Carlino. Lo ringraziamo per il bene che ha operato in queste comunità e gli auguriamo un fruttuoso apostolato nel suo nuovo impegno pastorale nella comunità di Civitanova. Con Monsignore Livio ringraziamo inoltre tutti coloro che hanno strettamente collaborato con lui, in primis Don Luigi, che è stato il suo immediato collaboratore. La sua esperienza, caro Don Luigi, sarà per noi un tesoro prezioso. Salutiamo e ringraziamo i confratelli presbiteri qui presenti, anche quelli che, impossibilitati ad esserlo di persona, si sono resi presenti in altro modo, con il pensiero e con la preghiera. Un saluto deferente alle gentili autorità convenute a questa celebrazione. Un saluto particolare ai signori sindaci. Vi ringraziamo per la vostra presenza. Auguriamo un rapporto di intensa collaborazione al servizio dell'uomo e del ben comune. Ringraziamo le comunità di Palmanova, le comunità di Ronchis, di Frapporeano, di Latina. Ringraziamo tutte le persone con cui abbiamo condiviso un pezzo di strada in questi anni, parenti e amici. Voi tutti che avete voluto accompagnarci a quest'altra tappa della nostra vita presbiterale. Un saluto fraterno e affettuoso a voi tutti, fratelli e sorelle di San Giorgio, di Orpetto, di Zelina, di Porto Nogaro, di Villanova.
A voi tutti, fratelli e sorelle della famiglia di Porpetto, grazie per il vostro impegno nella preparazione di questa giornata. Grazie per la gioiosa e solenne accoglienza che ci avete riservato. E permettete di ringraziare in modo particolare i diversi ministranti, i chierichetti, i vari cori della nostra forania di Porpetto che si sono uniti oggi per aiutarci a pregare e cantare. Un saluto particolare a tanti bambini che vedo qui presenti. Grazie a voi tutti, fratelli e sorelle di buona volontà, venuti a celebrare con noi questa Eucaristia. Noi oggi veniamo in mezzo a voi, fiduciosi che il Signore ivi ci ha preceduto. Veniamo in mezzo a voi con la certezza di poter proseguire in mezzo ai fratelli e alle sorelle il cammino della fede. Un cammino certo esigente, ma anche e soprattutto studioso. Con lo sguardo fisso su Cristo, ci sosterranno in questo cammino la protezione di Maria Santissima e l'aiuto dei nostri santi bambini. Sia lodato Gesù Cristo.